Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va. Fosse di un attimo appena, sarebbe come tutti vestiti di vento, inseguirci nel sole, tutti aggrappati ad un filo e non sappiamo dove. Minchia, signor tenente, siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto orale abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto, che si vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età. E preso uno senza patente, minchia signor tenente. Faceva un caldo che se bruciava la provinciale, sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, e siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. C'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola. Se chi ci ammazza prende di chiudi quel che prende la brava gente. Minchia signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare a star seduti su una volante? La voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si tende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente. Per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto se riesce a mettersi nei miei panni. Magari non mi farà rapporto, glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.